Allora, do risposta ai 3 quesiti posti dall'interpellante sulla sentenza Tarveneto ricorso Porta Rosa. Il primo quesito: si chiede che il sindaco riconosca quanto di illegittimo compiuto nel giugno del 2016. L'errore di fondo dell'interpellante è che la citata sentenza del TAR dichiari l'illegittimità della composizione della Giunta del giugno 2016, con il conseguente annullamento per precipitato di tutti gli atti deliberativi nel tempo data. Detta circostanza non corrisponde ovviamente al vero. La sentenza del TAR Veneto non dichiara illegittima la composizione della Giunta comunale né annulla gli atti deliberativi adottati, ma si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere con una motivazione che peraltro costituisce solamente uno dei 2 orientamenti giurisprudenziali attuali. Si può peraltro notare che raramente si ravvisa nella giustizia amministrativa che in una sentenza di primo grado che si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere siano dedicate tante pagine alla motivazione, ma probabilmente il TAR Veneto aveva la necessità di confermare il proprio indirizzo giurisprudenziale, seppur discordante da quello prevalente degli altri tribunali amministrativi. Il sindaco tuttavia non ritiene di aver operato illegittimamente, ma anzi più che legittimamente, sia per le motivazioni già indicate nei decreti di nomina della Giunta Comunale 15-21 giugno 2016, sia per le motivazioni confermative ribadite a processo verbale del Consiglio Comunale del 23 giugno 2016, che qui si intendono tutte le relato richiamate. È appena il caso di notare che di fronte ad analoga situazione a parità di condizioni, ossia l'indisponibilità per quasi un anno dei consiglieri di maggioranza ad assumere l'incarico di assessore, il sindaco, per ragioni di tempo, di risorse e di governabilità della città, rifarrebbe la medesima valutazione e l'eguale scelta. Non è ammissibile infatti che si debba essere onerati di un'infinita ricerca al di fuori della compagine politica, persino senza confini territoriali e pure nazionali, tra persone magari prive delle competenze a svolgere il ruolo di pubblico amministratore, o peggio come qualcuno invocato in questo Consiglio Comunale, scegliere tra i banchi della minoranza, che per sua natura svolge un ruolo di contrapposizione alla maggioranza e non di governo del territorio legittimamente eletto. Alle citate motivazioni mi ricordo pertanto anche una censura politica, oltre che censura giuridica, della corrispondente parte motivazionale della sentenza del TAR del Veneto, tanto senza entrare nel merito sotto tale profilo dell'eventuale legittimità costituzionale della legge 156 del 2014, cosiddetta legge D'Arrigo, censura che non comprende purtroppo un organo consigliare dell'ente locale. Sul secondo quesito, nel presupposto che il TAR ha dichiarato legittima la composizione della giunta nominata in data 15 giugno 2016, si chiede quali sono le conseguenze giuridiche degli atti deliberativi adottati fino all'ingresso in giunta del secondo assessore di sesso femminile. Come appena riferito, non corrisponde al vero che la citata sentenza del TAR Veneto dichiari l'illegittimità della composizione della giunta del giugno 2016. La sentenza citata ha dichiarato solo la cessazione della materia del contendere. Tutte le deliberazioni della Giunta Comunale dal giugno 2016 fino ad oggi sono valide ed efficaci. In primo luogo, in quanto il TAR non ha annullato la nomina della Giunta e men che meno ha annullato le deliberazioni approvate. In secondo luogo, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, tutte le deliberazioni adottate da organi composti anche da soli uomini, siano esse Giunta o Consiglio Comunale, sono valide ed efficaci, sia nel caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato mentre pende un ricorso giurisdizionale, sia nel caso in cui l'atto deliberativo viene adottato da un organo la cui regolare composizione non sia stata impugnata. In tali casi la Giunta o il Consiglio Comunale rispondono dei pieni poteri secondo il ben noto principio della continuità degli atti amministrativi fino all'eventuale deposito di una sentenza che accerta l'eventuale legittima composizione dell'organo collegiale. Si richiama il parere del Consiglio di Stato 19 gennaio 2015, numero 93.
il tecnico mi interviene per sistemare il microfono. Grazie. Il terzo quesito chiede chi pagherà la cifra di euro 1000. Qui l'amministrazione comunale è stata condannata a seguito dell'atto legittimo compiuto dal sindaco. Chiarito dunque che la composizione della giunta non era illegittima, che gli atti adottati erano e sono validi ed efficaci e che i decreti di nomina della giunta non sono illegittimi, come contrariamente sostenuto dall'interpellante, sia secondo la sentenza del TAR Veneto che secondo il parere del Consiglio di Stato, come abbiamo visto, la condanna da esprimere, essendo riferita ad esercizio finanziario nel quale la corrispondente somma non è stata impiegata, dovrebbe essere trattata come debito fuori bilancio secondo la vigente normativa. Varie sono le argomentazioni in forza delle quali, trattandosi di inviolabile diritto di difesa, nella specie il diritto di difendere provvedimenti sindacali motivati, e i principi fondamentali della democrazia, ai quali questo Consiglio Comunale si deve attenere, il debito va indubbiamente ascritto al bilancio comunale. Diversamente si dovrebbe svuotare di significato il dettato di cui l'articolo 24 della Carta Costituzionale. Ciò nonostante, visto il dubbio sollevato dalla minoranza con l'interpellanza dell'odierna discussione, al fine di evitare ulteriori sterili discussioni e al fine di prevenire eventuali vostre denunce, che è il modo superante di questa minoranza, vostre denunce in procura della Repubblica o in procura presso la Corte dei Conti, considerato che questa mia scelta farà felice voi dell'opposizione, il mio stipendio da sindaco di questo corrente mese sarà destinato al pagamento delle predette spese legali senza che ciò determini l'avvio di una procedura amministrativa. Grazie Sindaco. Ci sono opinioni? Grazie Presidente. Allora, Sindaco, lei ci sta dicendo che sostanzialmente la sentenza del Tribunale non va bene, non è corretta, non la condivide. Insomma, la sentenza del Tribunale entra nel merito in maniera abbastanza dettagliata. Quindi la questione nasce da lontano, nasce dal momento in cui si è insediata questa giunta. Già allora, ai partiti dell'opposizione, segnalavamo che c'era una questione di lampante evidenza, e cioè che la giunta non era una giunta che non rispettava le cosiddette quote rosa. E in questa circostanza si diceva, attenzione, Sindaco, che non dovremmo mai che il fatto di voler continuare ad interpretare la legge secondo cui non è indispensabile rispettare l'esperienza della normativa, portasse a degli scontri, portasse a degli sforzi da parte delle casse comunali. Sistematicamente la cosa si è riproposta, quindi viene fatto un esposto al TAR e il TAR si pronuncia. Il TAR si pronuncia sostanzialmente entrando dettagliatamente nel merito, e dettagliatamente nel merito a cui la sentenza dice in maniera inequivocabile che la giunta è illegittima. Non è legittima, non so come lei possa adesso sostenere che la giunta era legittima. Allora, posto anche che gli atti deliberati dalla giunta illegittima possono ritenersi legittimi, non so, ma questo evidentemente sono distorsioni normative per cui non sono apprezzato a completare senso, ma sul merito è molto chiara la sentenza da torto. Tornando all'argomento, la sentenza è chiarissima, dice non di meno che al fine di stazionare sul
spiega in maniera chiarissima quale sarebbe stata la condotta da tenere in una circostanza del genere e dice anche chiaramente nel merito che insomma, tanto premesso dal provvedimento di integrazione della motivazione delle norme dei componenti di giunta comunale non emerge affatto una motivazione che dia conto dell'oggettiva impossibilità della rappresentanza negativa. Anzi, il sindaco ha genericamente dato conto di un ulteriore tentativo, interpellando i componenti della lista di maggioranza di sesso femminile non risultate eletti, dichiarando al contempo di non volersi avvalere sostanzialmente della facoltà della norma degli assessori al di fuori del Consiglio Comunale per circoscrivere la scelta dei componenti dell'esecutivo ai soggetti che hanno aderito alle iniziative e agli obblighi fatti propri dalla compagine di appartenenza. Dice, risulta pertanto evidente che la ricerca della disponibilità è stata volutamente limitata ad una ricerca ristretta di persone, violando la legge, violando i regolamenti, violando cose. Detta restrizione, dice, punto 6, è illegittima. È illegittima. Io non so come faccia a sostenere che la risulta è illegittima. In quanto l'istruttoria preventiva avrebbe dovuto senz'altro coinvolgere anche soggetti esterni all'ambito politico consigliere di riferimento. Lei ci ha spiegato che lei non condivide sostanzialmente questa interpretazione giuridica e ci sono diverse scuole. Ma qui c'è poco da interpretare. Qui c'è una sentenza del Tribunale che dice che si è comportato in maniera illegittima. Perché? E dice anche alla fine che il ricorso era fondato sotto il duplice profilo della violazione di legge, quindi è stata violata la legge, e dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Quindi io francamente, non lo so, poi lei è avvocato, quindi sicuramente avrà contezza di quella che è la materia anche per quanto riguarda le interpretazioni, ma le interpretazioni del Tribunale, entrando specificatamente nel merito, ci raccontano una storia un po' diversa da quella che ha raccontato lei. Cioè ci dicono che lei si è comportato non rispettando la legge al di fuori della normativa, in maniera non conforme a quanto previsto dalla legge. Questo dice chiarissimo. Quindi diciamo che il sindaco ha dichiarato falso allora, nella presentazione della giunta di allora, quando ci diceva che era legittima, e continua a dichiarare falso anche oggi quando ci dice che secondo lui è legittima. Basta. Questo è il ragionamento che si sviluppa leggendo la sentenza. Quindi la sentenza non si limita solo a dire che decade e viene meno il presupposto perché a un certo punto viene sanata, e ci sarebbe da chiedersi come mai a un certo punto viene sanata questa situazione. Era da pensare che quasi si era arrivati a comprendere che probabilmente il TAR si era espresso in queste. Però queste sono tutte le azioni che risulta anche legittimo pensare in questo modo qui. Ma dice, sì, viene meno il concetto del contendere nel momento in cui si mette una pezza, nel momento in cui quindi si vengono ritrovate la percentuale di proporzionalità di genere e quindi viene meno il senso di andare avanti con il procedimento. Il fatto è che poi invece lo dice chiaramente, dovendo imputare le spese a qualcuno, il giudice è entrato nel merito ed è entrato nel merito come specificato prima, in maniera molto molto pesante, dicendo in maniera inequivocabile che non è il ricorso è fondato sul duplice profilo della violazione di legge, che è stata violata la legge, e dell'eccesso di potere per difetti di istruttoria e motivazione. Grazie. Allora mi chiedo, capogruppo Miolo, se lei sa come è composta la sentenza. Non ho capito. Ma io non sono né lavorato in giurisprudenza né faccio la nostra risposta, se questo sia compreso. A leggere
sorreggere, sottintendere quello che c'è scritto nel testo. Quindi se lei adesso mi chiede come si compone una sentenza, non mi fare domande specifiche dal punto di vista tecnico-legale, è chiaro che devo rispondere che non sono competente per poter entrare nel merito delle specifiche. È il senso del codice, comunque comprendere. Allora, glielo spiego io come ho fatto una sentenza, visto che non lo sa. Dopo l'intestazione in nome del popolo italiano e l'organo giurisdizionale che è chiamato a giudicare come composto, la sentenza ricostruisce un fatto, dà una motivazione e pronuncia un dispositivo. Voi nel ricorso introduttivo, poi, scusa, le signore Turis e Gasparinetti, le due cittadine, hanno chiesto l'annullamento dei decreti del sindaco di nomina della giunta il 15 giugno, quello successivo, e il TAR ha detto non mi pronuncio, giusto? Quindi non è vero quello che lei dice, che il TAR ha dichiarato illegittimo la composizione della giunta, però non possiamo mettere in bocca il TAR nel dispositivo quello che non ha detto, lei dice lo dice nella motivazione. Certo, questa è la differenza che c'è tra la soccombenza virtuale e la soccombenza reale, e il TAR fa questo ragionamento ai fini della condanna delle spese. Io ho chiesto un parere al segretario comunale se valeva la pena di impugnare, visto che questo indirizzo del TAR è discordante con l'indirizzo di Mezza Italia. Ho chiesto, ma per una ragione di economia, per una ragione di rischio spese legali, per una ragione di inutilità di andare a censurare una sentenza che comunque non dichiara nulla illegittimo, aveva lasciato perdere, ma altrimenti sarebbe stato a fare il corso al Consiglio di Stato, perché magari il Consiglio di Stato dava ragione a noi e non alla signora Turis e alla signora Gasparinetti. Ma questa è un'altra storia. Allora, quello che voglio dire è che la sentenza, e lo ribadisco alla verbale, non dichiara illegittimo niente. Il dispositivo della sentenza accerta la cessazione della materia del contendere. Se fa tutto un ragionamento su quello che potrebbe essere l'illegittimità della composizione giunta nella parte motivazionale ai fini delle spese, questo non c'entra niente, ha valore politico, va bene, e diamo il peso che la politica vuole dare in questo caso su un sindaco che non è stato in grado per un anno di avere un componente di sesso femminile da mettere in giunta, che non ha voluto scegliere certamente tra i banchi dell'opposizione una donna, perché l'opposizione per sua natura non fa parte della maggioranza, non governa il territorio, ha perso le elezioni, e non ha voluto sceglierlo tra cittadini esterni perché non aveva né il tempo di farlo né la voglia di farlo, tant'è che io avvierò comunque un processo di riforma dello statuto comunale togliendo anche la facoltà di scegliere degli assessori esterni. Questa possibilità la toglieremo perché non è giusto, non è un'operazione che io politicamente condivido. È criticabile, va bene, è la vostra opinione, però rimaniamo nell'ambito della politica. La parte motivazionale del TAR è politica pura. Di diritto, di giuridico, lì non c'è niente. Io non ho mai visto in 23 anni di professione una sentenza del TAR Veneto che dichiari la cessazione della materia da contendere e che sia articolo in 4 pagine di pura attività politica. Allora vogliamo tutelare il TAR Veneto per dire che il TAR Veneto l'ha fatto per confermare il proprio indirizzo giurisprudenziale, che probabilmente è uno dei pochi in Italia, perché se andiamo a vedere TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Torino, TAR Liguria, dicono tutti esattamente il contrario del TAR Veneto. Ma non vado a impegnare le finanze comunali per 6, 7, 8 mila euro per andare a fare un ricorso al Consiglio di Stato per poi non portare a casa niente se non la soddisfazione di far vedere che il TAR Veneto ha una linea politica e giuridica che comunque io non condivido. Tutto qui, ecco, poi le lascio la soddisfazione dell'aggressione politica, ma giuridicamente lei è torto. Grazie Sindaco. Ci sono capogruppo di aula. Sì, non voglio alimentare la polemica, ma insomma è veramente abbastanza incredibile quello che stiamo ascoltando, nel senso che qui lei ci dice che sostanzialmente la sentenza qui del Tribunale amministrativo non ha un senso, è un po' carta straccia, perché poi ci sono comunque altri tribunali che si sono dichiarati in maniera diversa rispetto alla linea del Tribunale. Ma noi qui siamo in Veneto, questo è il Tribunale di riferimento, e il Tribunale di riferimento, al di là diciamo, delle specifiche giuridiche,
che lei ha sottolineato, insomma, dice cose molto chiare. Non credo che un giudice possa prendersi, come dire, il disturbo di scrivere, utilizzando termini nel merito del ricorso, quindi volendo entrare nel merito specifico del ricorso e dicendo e utilizzando aggettivi e parole come quelli che ho letto prima, cioè dicendo il ricorso era fondato e il sindaco si è comportato contro la legge vigente, si è comportato il sindaco, perché che piaccia o meno al sindaco, la legge ti dice che tu avresti dovuto agire diversamente, avresti dovuto fare un'esplorazione diversa, ed entrando nel merito lo dice anche in maniera molto chiara cosa avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto interpellare anche le componenti della minoranza, anche i cittadini. Per cui, veramente, se a lei poi queste leggi non piacciono e ritiene che le leggi debbano cambiare a suo piacimento, questo ne prendiamo atto, per carità, però questo è chiaramente quello che viene detto da questo documento. Con questo, grazie. Grazie per l'opinione. Ci sono altri interventi, quindi passiamo al punto numero 2. Surroga del consigliere dimissionario Marco Favaro, esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del consigliere meno eletto. Do la parola al signor Sindaco. Richiamata la precedente deliberazione propria numero 33 del 23 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, vista la nota presentata al protocollo in data 17 ottobre 2017 al numero 32.618, con la quale il signor Marco Favaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Visto l'articolo 45 del decreto legislativo numero 267 del 2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato e nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 6 giugno 2016, rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Borin Sindaco, cui appartiene il consigliere dimissionario la signora Laura Bio, seguita dalla signora Catuscia Doretto, vista la nota presentata al protocollo in data 17 ottobre 2017 al numero 32.619, con la quale la signora Laura Bio, con firma autentica, ha rinunciato irrevocabilmente alla carica di consigliere comunale in qualità di avente titolo di surroga, dato atto che nella seduta del Consiglio Comunale del 23 giugno 2016 la lista civica Borin Sindaco è stata rinominata Gruppo Consigliari Liberi e Trasparenti, visto l'articolo 38, comma 8 del decreto legislativo 267 del 2000 che disciplina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse sono irrevocabili, una volta assunte al protocollo del Comune sono immediatamente efficaci, è ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario tenendo in considerazione l'atto di rinuncia sopra descritto, previa verifica da parte di questo Consiglio Comunale che nessuno dei presenti ritiene sussistano condizioni di ineleggibilità o incompatibilità e che in senso conforme è stata resa una dichiarazione da parte dell'interessata, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 24 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di surrogare il consigliere comunale dimissionario Marco Favaro con il primo dei non eletti che non ha manifestato la volontà di rinunciare alla carica della stessa lista di appartenenza al gruppo consigliare liberi e trasparenti, di convalidare l'elezione consigliere comunale del chiamato. Passiamo ai voti. Voti favorevoli. Voti
Voti contrari nessuno, astenuti nessuno, unanimità. E passiamo all'immediata esecutività dell'atto. Voti favorevoli, quindi unanimità, quindi voti contrari o astenuti nessuno. E invitiamo quindi il consigliere Doretto a prendere posto all'interno del Consiglio Comunale. Ben arrivato, consigliere Doretto, all'interno del nostro Consiglio Comunale. Passiamo alla terza punto dell'ordine del giorno, nomina di un componente della seconda commissione consigliere a seguito delle dimissioni del consigliere comunale. Una parola, signore. Richiamata la propria deliberazione del numero 39 del 4 luglio 2016, con la quale sono state costituite e nominate le commissioni consigliari permanenti, dato atto che con propria deliberazione numero 4 del 26 gennaio 2017, a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Tamara De Lazzari e in sostituzione dello stesso è stato nominato componente della prima e della terza commissione consigliare il consigliere Lucantelmo, dato atto che con propria deliberazione numero 17 del 9 febbraio 2017, a seguito delle dimissioni presentate al consigliere Vittorio Emanuele Della Bella, in sostituzione dello stesso è stato nominato componente della prima e della terza commissione consigliare il consigliere Marisa Ferraro, dato atto che il consigliere Marco Favaro ha assegnato le proprie dimissioni della carica di consigliere comunale con protocollo numero 32.618 del 17 ottobre 2017 e che con propria deliberazione di data odierna è stato surrogato al consigliere Doretto, considerato che il consigliere Marco Favaro era stato nominato componente della seconda commissione consigliare e che si rende quindi necessario provvedere all'integrazione dell'organo collegiale, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, previa presentazione delle candidature che saranno espresse dal capogruppo Ferraro a nome del gruppo consigliare Liberi e Trasparenti per la seconda commissione consigliare, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di nominare, sulla scorta dell'esito della votazione sopra detta, componente della seconda commissione consigliare Lavori Pubblici, Territorio, Ambiente e Urbanistica, in sostituzione del consigliere dimissionario Marco Favaro e il consigliere che sarà indicato. Do la parola al capogruppo Ferraro. Grazie Presidente. Allora, per la carica ricoperta il gruppo consigliare nomina Catiuscia Doretto. Grazie. Grazie. Passiamo alla votazione. Ci sono osservazioni? Capogruppo Miano. Grazie Presidente, sì, anche noi sosteniamo la candidatura di Catiuscia Doretto. Grazie Capogruppo Miano. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Si vota palese. Voti astenuti? Voti contrari? Nessuno. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Nessuno. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Surroga di un componente della Commissione elettorale comunale a seguito delle dimissioni del consigliere comunale. La parola al signor Sindaco. Richiamata la propria deliberazione numero 35 del 23 giugno 2016, con la quale sono stati eletti i membri componenti della Commissione elettorale comunale nelle persone di Damassia Evaristo, Borgo Oriana e De Lazzari Camara, quali componenti effettivi, Bortolucci Filippo, Massaro Andrea e Favaro Marco, quali componenti supplenti,
richiamata la propria deliberazione numero 3 del 26 gennaio 2017, con la quale si è provveduto a nominare, a seguito delle dimissioni del consigliere comunale della signora Tamara De Lazzari, quale nuovo componente effettivo della commissione elettorale comunale il consigliere Luca Antelmo, dato atto che il signor Marco Favaro ha assegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale con protocollo numero 32.618 del 17 ottobre 2017, che con propria deliberazione di data odierna è stato surrogato il consigliere Doretto, considerato pertanto che risulta necessario procedere alla surroga dello stesso nell'ambito della commissione elettorale comunale, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, preso atto della designazione che sarà effettuata da parte del capogruppo Ferraro a nome del gruppo consigliare Liberi e Trasparenti e della designazione che sarà effettuata da parte del capogruppo Miolo a nome della lista civica Miolo Sindaco, dato atto che ai sensi di legge in questa votazione il sindaco non partecipa e che la votazione è segreta, si chiede di approvare seguente delibera: integrare la commissione elettorale comunale con la nomina del componente supplente quale sostituto del signor Marco Favaro. Parola al capogruppo Ferrara. Grazie Presidente, per il gruppo consigliare Liberi e Trasparenti candidiamo Ferraro Elisa. Grazie capogruppo. Do la parola al capogruppo Miolo. Grazie Presidente, sottolineamo la candidatura anche al gruppo dei militanti, gruppo della candidatura del Presidente. Passiamo alla votazione. Titolo di scrutatori a prendere posto al banco della Presidenza. Il risultato della votazione: 4 voti alla signora Ferraro come gruppo Ferraro e 11 schede bianche in quanto il sindaco non ha votato. Passiamo alla votazione della immediata esecutività.
quindi con voto palese. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Abbiamo l'emendamento. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Surroga di un componente della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale. Do la parola al signor Sindaco. Richiamato all'articolo 13 della legge 10 aprile 1951, numero 287, modificato dalla legge 5 maggio 1952, numero 405, e dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1441, recante norme sul riordinamento dei giudizi di assise, e preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni comune sono formati, a cura di una commissione composta dal sindaco o dal suo delegato, che la presiede, e da 2 consiglieri comunali, 2 distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise e nelle corti d'assise d'appello. Rilevato che i consiglieri eletti con deliberazione di Consiglio Comunale numero 46 del 21 giugno 2012 sono decaduti per effetto del rinnovo del Consiglio Comunale in seguito alle elezioni amministrative tenutesi il 5 giugno 2016, dato atto che con propria deliberazione numero 42 del 4 luglio 2016 sono stati nominati quali nuovi componenti della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari